I fondi del Recovery Fund salveranno l'Italia e sono tutti convinti che arriveranno anche in Sicilia, che pensa già in grande come disegnare il futuro e dare una nuova ed innovativa visione di sviluppo dell'isola. Su input di Gaetano Armao, dinamico assessore all'economia e vicepresidente della regione, il suo dipartimento all'economia ha preparato il documento di 23 pagine che grazie ai fondi europei attiverà investimenti per 28 miliardi, il 60% dei quali provenienti dalla voce infrastrutture. Tra i 13 punti individuati spunta nuovamente il faraonico ponte sullo stretto di Messina e l'aeroporto hub del Mediterraneo, un ulteriore scalo aeroportuale fra i territori di Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo. Andiamo con ordine. Prevista nell'idea di progetto l'ipotesi di una funivia fra l'Alcantara e l'Etna in provincia di Messina. Tra i 13 punti viene indicata la parte su ferrovie e porti, realizzare lo scalo navale di Marsala e creare un hub marittimo velocizzando la ferrovia Palermo-Messina-Catania per arrivare alla pedemontana di un collegamento tra Palermo-Catania e la Palermo-Trapani, decongestionando la circonvallazione. Mentre su alcune province tipo Agrigento risulta poco o nulla, tutto è concentrato sui territori di Palermo, Catania e Messina che fanno in questo caso la parte del leone. Spunta anche nell'elenco visionario un centro di produzione cinematografica a Termini Imerese, un centro fieristico a Fiumefreddo, un centro internazionale di studi avanzati su salute e ambiente a Palermo, per finire un centro di tecnologia astrofisica spaziale del Sud. La palla si sposterà a Roma perché spetta al governo centrale esprimere l'ultima parola e trasmettere successivamente l'intera documentazione all'Europa. Continueremo a seguire la notizia.